Buongiorno, siamo in compagnia di Paolo e poi Giovanna, Serena, Ina. E allora Paolo, ma sì, cosa stiamo facendo qui? E allora, qua stiamo preparando i maccheroni. Noi prepariamo i maccheroni per la nostra braceria, Giovanna è l'addetta ai maccheroni e come ben vedete li sta, ecco, Giovanna con il suo ferretto con molta pratica stende, dà forma al maccheroni e Pina li stende, ecco, li stende sulla cucciara, noi chiamiamo la cucciara. Fatta con le canne? Sì, fatta con le canne, fatta da mio nonno circa 40 anni fa. La cucciara, gli antichi la usavano per, appunto, per far asciugare i maccheroni, i pomodori secchi, venivano messi al sole nel balcone sulla cucciara, facevano asciugare anche i fichi per poi farli secchi, il fico secco. Uno strumento molto pratico, allora uno strumento molto pratico. Allora, vediamo come si preparano i maccheroni. Quindi stai utilizzando il ferretto, che si realizza come questo ferretto? Partiamo dalla base. Da un ombrello. Quindi dall'ombrello si ricava il ferretto. Il ferretto, sì. Quindi stendiamo, facciamo delle piccole palline, li stendo piano piano con delicatezza e poi li tolgo. Ma quando hai imparato a fare i maccheroni a mano? Da piccolina, perché lo facevamo sempre in casa con i nonni, con mia mamma, con gli zii, e quindi è una tradizione che speriamo che non finisce, perché è bella la pasta fatta in casa, come le tagliatelle, tant'altro, facciamo tanti tipi di pasta. Tra poco mostreremo anche la maida, ma intanto con l'assessore Serena parliamo di dove ci troviamo. Ancora non abbiamo detto ai nostri amici dove ci troviamo, quindi siamo a Limina e benvenuti. Ovviamente per noi come amministrazione comunale è una grande soddisfazione e un orgoglio avere delle attività sul luogo come quella di Paolo. L'attività di Paolo e della sua famiglia come macelleria è attiva da 50 anni addirittura, mentre come braceria hanno iniziato da pochissimo, 1 anno e mezzo. Vi aspettiamo qui da noi a gustare le nostre specialità e i nostri prodotti tipici. dove si trova esattamente a Limina, per gli amici che ci stanno guardando. Intanto fateci sapere voi dove vi trovate. Noi siamo in provincia di Messina, questo è un piccolo borgo. Sì, siamo un piccolo borgo in provincia di Messina che si trova in collina, sotto il Monte Calfa, circa mezz'ora da Santa Teresa di Riva, dalla costa quindi. Quindi un motivo in più per venire qui a Limina è quello di scoprire le ricette della tradizione. Qual è il sugo che possiamo abbinare a questi maccheroni che stiamo preparando? Quale sugo possiamo preparare? Sì, quale sugo possiamo... Sugo fatto di maiale, con bruschetto di maiale, poi c'è pasta di salsiccia, quella ideale, se no si può fare norma, si può fare normale, tanti questi qua sono, ma il più ideale è quello là con il maiale. Questa è la maida antica. Sì. Qui vediamo l'impasto, quali ingredienti utilizziamo? Si parte dalla farina. Farina di semola e acqua, semplicissimo io lo faccio. Quindi non ci sono le uova in questo caso? No, non metto né uova e neanche sale. Questi sono invece i maccheroni lasciati asciugare perché Sì, si preparano il giorno prima? certo. Eh sì, questo è l'impasto della tradizione comunque, è sempre stato così e i nostri nonni ce l'hanno tramandato così e credo che sarà per sempre così perché noi pian piano li andiamo tramandando a chi c'è dopo. Allora l'invito è quello di venire qui a Limina tutto l'anno, ma in particolare durante gli eventi. Ce n'è uno già in programma, sì, il giorno 2. Agosto, vi aspettiamo il giorno 2 agosto, abbiamo un evento in cui ci sarà comunque una differenziazione tra la carne e il pesce, potete venire a gustare i prodotti di Paolo appunto che saranno presenti quella serata. Intanto Paolo ci accompagna nella stanza accanto, mentre qui continua a preparare i maccheroni. Noi andiamo a dare un'anteprima ai nostri amici di Bella Sicilia, perché qui nel tuo locale hai preparato veramente un tavolo che usiamo noi in braceria e prodotti tipici qua del territorio, iniziando dal formaggio, dal primo sale di Limina,
E poi abbiamo le nostre provole, sempre casarecce. Per l'occasione ieri abbiamo fatto il pane di casa, la nostra ricotta primo forno, la nostra ricotta a forno dura che usiamo per i maccheroni, grattugiata, mettiamo sui maccheroni, la ricotta fresca, e questi qua sono alcuni prodotti che si mangiano. Quali sono i piatti tipici che possiamo trovare qui a Limina? Allora, i piatti tipici sono i maccheroni al sugo di maiale, poi noi siamo anche nomadi per la salsiccia. La salsiccia di Limina è molto gradita in tutto il comprensorio, i nostri salami, i nostri pomodori secchi, tutto quello che richiede la tradizione, ecco, no? Tutti i prodotti di grande tradizione. Qui vediamo anche l'origano. L'origano fresco, raccolto nelle nostre montagne. Diciamo che tu sei innamorato di questo borgo, hai deciso di investire qui e restare qui a Limina. Sì. Io ho deciso di rimanere a Limina. Ho avuto delle esperienze fuori, però niente, sono ritornato qua perché il territorio, il paese chiamava, e poi anche perché c'è una tradizione di famiglia, no? Quindi dopo 50 anni ho preso le redini della macelleria con l'aiuto di mia mamma, perché è lei quella che ha sostenuto la macelleria da quando è mancato mio padre, e quindi abbiamo deciso di continuare con la macelleria e di fare anche la braceria, il di più, diciamo, dai. Ti troviamo in tutte le occasioni importanti qui a Limina, per tutte le sagre, sei sempre presente, vero? Sì, sono sempre presente. Giorno 2, domenica 2 agosto, sarai presente anche tu qui? Giorno 2 saremo in piazza Marconi per l'evento, e quindi quello che noi prepariamo per la sagra è la porchetta e la salsiccia, panini con porchetta e panini con salsiccia per l'occasione della sagra. Quindi non mancherà nulla. No. Lanciamo l'invito quindi Non mancherà. di venire qui domenica 2 agosto a Limina. Domenica 2 agosto per degustare, ecco, tutti i nostri prodotti paesani. Allora, tra poco poi ci raggiungerà anche il sindaco, assessore, per un saluto, quindi intervisteremo anche lui, ma diamo intanto gli orari di questo appuntamento in programma 2 agosto qui a Limina. Ok, vi aspettiamo dalle 21:30 per poter appunto degustare i vari prodotti tipici. Mi raccomando, non mancate, non ve ne pentirete veramente. Sarà una serata ricca di gusto. Dove si svolgerà l'evento esattamente? Si svolgerà a Limina, in provincia di Messina, che appunto, come dicevo, è a mezz'ora da Santa Teresa di Lima, quindi a mezz'ora dalla costa, si trova in collina. Nella piazza? In piazza Marconi. Piazza Marconi, quindi a partire dalle 21. Prima ci saranno anche ci saranno altri momenti con un convegno, e poi ci sarà anche la possibilità di scoprire questo borgo che ha tanto da offrire. Allora salutiamo tutti gli amici che sono collegati e fateci sapere se conoscevate questo caratteristico borgo.